politica, ha ricordato a 50 giorni di tempo per convocare le elezioni, però la finestra si sta assottigliando, rimangono poche possibilità, sarà il 23 novembre. Ma guardi, se guardiamo il 23 novembre mancano più di 2 mesi, per cui adesso deciderò in base anche un po' a tutti gli eventi e le scadenze che abbiamo e si andrà verso ovviamente poi la formulazione di un decreto. Diciamo che il problema minore è quello di fissare il voto e qualcuno vuole far passare l'idea che non si andrà a votare, si andrà a votare perché l'ultima domenica utile sarà domenica 23 e lunedì 24 novembre. Per quanto riguarda il nome di questo candidato, c'è qualche novità da questa coalizione No. di centrodestra? Non lo deve chiedere a me perché non mi occupo di questo, nel senso che stanno discutendo a livello nazionale, so che ci sono più regioni in ballo, quindi c'è la Puglia, c'è la partita della Campania, c'è il Veneto e quindi il tavolo del centrodestra discuterà, immagino che poi a breve giro di posta ci diranno chi sarà la scelta o la persona indicata.